Amici bellini, hanno parlato tutti. Io arrivo in ritardo perché ieri non ne ho potuto parlare, avevo degli impegni, però ho visto mezza partita, il resto l'ho seguita e alla fine sono polemiche come sempre, però la classifica parla chiaro. Tutta Italia si sta interrogando, è riaperto il campionato, è possibile, si fanno discorsi sui calendari. Voglio dire la mia così in grande tranquillità e poi recuperiamo le pagelle, perché non mi sono dimenticato, dobbiamo fare le pagelle, perché sui nostri adesso si sta parlando di certi rientri, di certi recuperi. Cominciamo. I recuperi dei calciatori, i recuperi di recuperare quanti punti si possono recuperare, perché stanno uscendo pure delle tabelle che sono insopportabili. Noi li abbiamo sfottuti, i tifosi che facevano le tabelle quando il Napoli di Spalletti andava e correva come un pazzo, e mo non possiamo fare noi le nostre tabelle, sarebbe ridicolo onestamente. Lasciate un like perché ho sbagliato il pronostico, il like per l'errore sul pronostico, mi sono atteggiato troppo e ho sbagliato quest'altro pronostico. Milan-Inter non è finita 1-3, è finita 1-0 e non ho ascoltato me stesso quando ho fatto questo pronostico, perché il me stesso di qualche giorno fa, o meglio di qualche settimana fa, dopo l'uscita della Champions dell'Inter, vi aveva detto sai che forse dobbiamo cominciare a considerare che hanno fatto il mondiale per club, che sono venuti da una preparazione che chissà se alla fine può pagare o meno. E soprattutto io resto dell'idea che non tutte le sconfitte sono uguali, e alcune sconfitte, nonostante tu cerchi di mediare quella che è l'opinione pubblica e dire no, ma alla fine noi stiamo concentrati sul campionato, è capitato, non è che noi dobbiamo arrivare, cioè secondo me certe sconfitte fanno male, ti aprono delle ferite mentali che devi riuscire a rimarginare, e se non lo fai l'accusi. Quella sconfitta l'accusi, perdi qualche certezza, e mai come oggi sappiamo e vediamo che il calcio, sì, è chiaro che devi essere bravo tecnicamente, ma tutti i giocatori che vediamo in Serie A sono in grado di fare un buon cross, sono in grado di segnare, sono in grado di fare grandi parate. Poi cosa cambia? Cambia che il tuo cervello deve mandare uno stimolo al tuo corpo per fare le cose bene, per richiamare la memoria muscolare, per prendere il pallone in un certo modo, altrimenti tutti i tiri sono nel set, tutte le parate sono perfette, e invece no. Quindi la testa fa tutta la differenza del mondo, e l'approccio che ci ha fatto vedere il Milan contro l'Inter non è stato il solito approccio timido di attesa. Io ho visto un pressing alto, poi dopo nel momento in cui passano in vantaggio gestiscono anche, e l'Inter ha dimostrato di essere un po' spuntata, spompata e non efficace. È inevitabile mandare al pensiero di tutti gli scontri diretti che l'Inter non è riuscita a vincere, si può essere creata un po' questa psicosi, e adesso ovviamente tutti guardano il calendario, ma io non guardo il calendario, mi sposto e volevo ragionare su una cosa. Prima di tutto guardiamo la classifica, perché il Milan ha -6, mancano 10 partite, quindi è facile, 30 punti, ci sono 30 punti, ma si fanno 30 punti in 10 partite? Significa avere una media di 3 punti a partita. Non è calcisticamente probabile farli, per nessuno. Poi ci sono gli stati di forma, perché l'Inter è la squadra che ha stabilito in questo campionato di avere la forza di fare dei filotti importanti. Il Milan, il Napoli, il Como, la Roma, la Juventus no. Questa è la grande differenza, che adesso nel finale di campionato, per vedere qualcosa di incredibile, ci deve essere un'inversione di tendenza. Ed è possibile, però è poco plausibile. Poi esistono gli upset. Ecco perché io guardare poi il calendario e dire questo è facile, questo è facile, questo è facile. Dov'è che poi si fa la classifica? Si fanno contro le squadre piccole. Quando una grande viene meno, la classifica viene rivoluzionata, è tutta lì. E l'Inter ha costruito questa sua classifica proprio sulle squadre piccole, che quando le affronta imposta il suo strapotere fisico e tecnico e le batte. Mentre ogni tanto è inciampato il Milan, ogni tanto è inciampato il Napoli, e inciampa la Roma, eccetera eccetera. Quindi più che vedere il calendario, secondo me è importante vedere l'andamento.
Vedete, questo è l'Inter che comincia il campionato molto bene col botto, poi c'ha questa frenata, questa doppia frenata, e poi ricomincia a macinare 1, 2, 3, 4, 5 vittorie consecutive. Ci infiliamo dentro anche l'Europa, nel senso le coppe, perché fa parte del filotto, secondo me, che tu fai una considerazione solamente delle partite di campionato consecutive in campionato. Secondo me è una rappresentazione parziale di quello che è uno stato di forma di una squadra. Poi ci sono le partite che perdi magari con un episodio, avevi giocato bene, eccetera eccetera, e se ne è parlato tanto per le sconfitte dell'Inter, dice non ha mai meritato di perdere, però quello è come se azzerasse poi il filotto, perché perdi con l'Atletico, vinci, perdi col Napoli, vinci, perdi col Milan, riperdi con l'Atletico, vinci, perdi col Liverpool, vinci, perdi in Supercoppa, vinci, pareggio col Napoli, vinci, perdi in Europa con l'Arsenal, vinci, vedete che filotto questo qua, vinci, l'asterisco, perché in Italia poi si è messo l'asterisco, questa è una vittoria con asterisco perché ci sono le polemiche bastoni Calulu. Poi questa sconfitta col Bodo, che è diversa secondo me dalle altre, rivinci in campionato ma riperdi col Bodo, rivinci il campionato ma poi stecchi in Coppa Italia col Como e perdi col Milan. Quindi l'Inter ha dimostrato di essere in grado di fare questi filotti che vedete qui, e ogni tanto quando si deve inciampare si è inciampato spesso nelle coppe. Adesso all'Inter è rimasto il campionato e la Coppa Italia. Al Milan solo il campionato. Il Milan comincia con l'inciampo con la Cremonese, poi vince 4 volte, 5 volte. Pareggio, vittoria, vittoria. Poi una sconfitta in Coppa, vittoria, pareggio, sconfitta, la Supercoppa. Vittoria, pareggio, vittoria, pareggio. Vedete che quando poi fai un paio di vittorie consecutive, poi la sciuliata esiste, quindi una squadra che vuole poi puntare a recuperare 7 punti alla prima in classifica, che ha dimostrato un po' più di continuità, non può ogni tanto fare quel pareggio che ti leva 2 punti. Servono dei filotti di almeno 5 partite consecutive da vincere, e quindi io per questo ritengo che sia molto difficile che l'Inter crolli definitivamente senza riuscire più a vincere una partita, e che il Milan cominci immediatamente a vincerle tutte, perché poi devi approfittare. Devi fare almeno 3 vittorie mentre l'Inter fa 3 sconfitte per riscavalcare. È complicato. Certo, nella storia si è detto ci sono il Milan di Zaccheroni che aveva recuperato. Chiaro che esistono queste cose, ma ci sono anche tantissimi altri esempi che non vanno in copertina, dove questi recuperi non sono stati fatti. Un esempio? Il Napoli di Spalletti. Non c'è stato questo recupero alle spalle. Vediamo noi che più o meno si può quasi equiparare al Milan come alternanza di risultati, però noi ci dobbiamo mettere dentro quelle che sono state le partite di Coppa, che ti danno una mano a un inciampo che non ti fa crollare in campionato. Napoli comincia bene con 3 vittorie, poi incontri il City, rivinci, poi incontri il Milan, vinci, sconfitta col Torino, inaccettabile. Purtroppo la conosciamo. Perdi male col PSV, vinci, poi il pareggio col Como, ma si capisce. Vedete, poi pareggio col Como chiama pareggio col Francoforte. Periodo brutto, periodo di forma brutto che noi conosciamo, che culmina con la sconfitta col Bologna. Dopodiché succede un fatto, vinci, fino alla sconfitta col Benfica, che porta alla sconfitta con l'Udinese. Vinci, poi un po' di pareggi che ti hanno rallentato, rivinci col Sassuolo, stecchi col Copenaghen, che porta alla sconfitta con la Juventus e a quella poi col Chelsea. Vinci, esci dalla Coppa Italia e abbiamo visto, e poi pareggio, sconfitta e ti rialzi Verona e Torino. Questo andamento, se viene confermato, mi può dare un po' di fiducia. Sullo sfondo ci sono sempre gli arbitri, cioè ci sono sempre dei piccioni che svolazzano. Quindi tu puoi pensare a uno stato di forma, ci sono delle partite qua dove tu avevi fatto anche bene, però magari questo 2-2 col Verona è chiaro che non doveva essere un 2-2, ma fa parte dell'analisi del calcio quando si parla dei risultati, delle proiezioni, delle possibilità, della plausibilità. Secondo me va messo dentro, senza necessariamente considerare la prossima partita è facile, quell'altra un po' più difficile, perché poi abbiamo visto
La partita facile si può steccare, la partita difficile la puoi anche vincere, quindi non è quello. Molto lo fa il racconto, e lasciate il like se vi va. Molto lo fa il racconto secondo me, perché quando poi si rizelano tutti i social incalzati dagli addetti ai lavori e si vuole parlare degli episodi che poi condizionano eccetera, c'è cambiata molto, no? Il modo di affrontare le conferenze di Kivu, che prima no io non parlo, quando mai non parlo, non mi lamento, adesso dice le cose aggiungendoci virgola, ma non ci lamentiamo, ci mancava Lautaro e Pio, sono molto giovani ma non ci sono scuse, e allora è uguale a Conte, è ugualissimo. Allora, avete sfottuto McTominay che aveva fatto la lista di quelli che potevano mancare e potevano mettere in difficoltà, adesso non potete venire a dire però ci mancava tot e tot. Non è corretto dire così come non è corretto un certo tipo di racconto su Allegri, che è la stessa situazione del Napoli dell'anno scorso, però sei molto lontano dall'Inter, non ci stai arrivando punto a punto. Ecco perché io avrei voluto onestamente togliermi lo sfizio di arrivare davanti a Allegri. Sembra quasi che sei poco. Allora, Ma se non fosse possibile, il terzo posto, lasciando alle spalle squadre come la Juve, la Roma, il Como, che quest'anno è la rivelazione che si è imposta, per me è un'ottima stagione. Ci aggiungi la Supercoppa, ti rammarichi per la Champions, per la Coppa Italia, onestamente anche lì è successo l'impossibile, ti rammarichi per come hai fatto la Champions e lavori per l'anno prossimo per migliorare in quelle cose dove hai fatto un po' di palestra quest'anno, sperando onestamente di poter utilizzare i giocatori che hai comprato per fare una rosa che doveva essere all'altezza di gestire un pochino il doppio impegno e le partite ravvicinate. E andiamola a vedere in che stato di forma li abbiamo lasciati sti ragazzi, perché adesso si sta parlando della speranza di poter recuperare McTominay, in che stato di forma si trova De Bruyne, come possiamo utilizzare Anghissà. Dobbiamo forse fare a meno di Vergara, che farà dei controlli per capire questa fascite se è grave o meno, però gatti vivi o gatti morti quelli che ci sono a disposizione. Per esempio Savic si prende il premio Michu e sono d'accordo, perché è risultato un pochino incerto in un paio di occasioni almeno che potevano costarci caro, 5,5. Olivera che ha un'occasione clamorosa sui suoi piedi, è veramente sfortunato quando poi si tratta sui calci piazzati di avere la stoccata finale, non ce l'ha nelle corde o comunque è sfortunato. 6+, però, perché ha convinto. Vedete, si sta sviluppando questa alternanza tra lui e Beuke, ma non c'è una sola scelta da parte di Conte. C'è una scelta probabilmente tattica, perché ti può convenire utilizzare Juan Jesus dove è meglio al posto di uno o dell'altro, oppure semplicemente chi si sta comportando meglio in allenamento e ti dà più garanzie. Va bene, il Juan Jesus di cui sopra si porta a casa il 7- in una posizione che non è neanche più inedita, ma che sicuramente non è comoda per lui. Bene, buongiorno, ritornato centrale, ritornato abbastanza svelto sulle sue marcature, sulle sue decisioni, si è preso anche delle responsabilità in uscita, e molto bene. Se conferma questa prestazione, ecco, io mi sento un po' più tranquillo in difesa. Quando manca Rachmani siamo un po' vulnerabili, li stiamo prendendo i gol. Politano al centro sempre di grandi polemiche, o meglio di valutazioni che poi vanno anche spesso oltre la singola partita. Per questa partita si porta a casa il 6,5. Assist di testa non è poco. Gilmour è piaciuto tanto, io voglio esaltare Gilmour, la sua verticalità, la sua personalità. Si prende anche delle responsabilità, non fa passaggi difficili senza però dover per forza insultare Lobotka per farlo. Servono tutti, serviranno tutti. 7. Qui sono forse un po'... cerco di ricordare quello che vi avevo detto qualche anno fa. Forse su Zielinski sono innamorato dalla sua eleganza, ed è vero che a volte può venirti meno. Un'eleganza che conferma anche nella partita di ieri. Però poi deve uscire fuori quella personalità di essere il decisivo.
mentre vi ho sempre detto, se su Zielinski ho un debole, Elmas è proprio forte, e lo conferma in tutte le zone del campo. Arriva anche il gol e se lo merita, arriva in una zona quando viene spostato da trequartista destro, quindi nemmeno la sua zona preferita. È arrivata una notizia di mercato, poi la vediamo, e sono molto contento per lui. Adesso si parla del riscatto, non facciamo scema, riscattate Elmas immediatamente, perché al di là di quello che è, avete visto quanto è stato prezioso, e quando lo dice anche Conte, fate una statua a Elmas per quello che ha fatto, Sant'Elmas. Spina forse quello che è, alla fine non benissimo, non sembrava proprio al massimo della forma. Intanto il cross che poi porta al colpo di testa napolitano lo mette lui, è comunque fondamentale su quella fascia. Però io un Gutierrez lo comincerei a far salire, perché lo vedo veramente in grado di poter fare la differenza anche lui, ma arriverà dopo. Prima diamo soddisfazione ad Alisson Santos, 8-, premio Reali. Personalità, ecco, la personalità, sto ragazzo la sta dimostrando, punta all'uomo sempre. Conte questo gli ha chiesto, non essere timido, lo puoi fare, e oltre a questo ci sta mettendo i gol, che sono importantissimi, perché noi abbiamo pochi gol in rosa in questo momento, e una delle differenze reti, insomma, in classifica tra le peggiori delle squadre più forti, quindi dovremmo segnare di più e riblindare la porta. Con lui il segnare di più aumenta. In calo, onestamente, Tonino Vergara, problemini, un po' di fastidi, un po' lo stanno cominciando a raddoppiare, perché aveva dimostrato non lo puoi lasciar giocare perché ha grande talento. Giusto che stia bene o no, che possa rifiatare anche lui, perché poi troppe partite consecutive ti fanno perdere la brillantezza. 6. Un altro che io adoro e che sta facendo un lavoro incredibile, tra l'altro è il nostro capocannoniere, e per me ha avuto un impatto devastante sul campionato e sulla nostra squadra, quello che ha imparato a fare in pochissimo tempo. Vorrei vedere se Lukaku può fare una partita dall'inizio, o almeno cominciare a dividersi i minuti in maniera più importante. Non dico una staffetta, ma vorrei vederlo riposare un attimo per ritrovarlo poi ancora più forte per lo sprint finale. Højlund 6,5, con grande affetto ritroviamo Anguissa. Per una questione mia di prudenza non lo voglio considerare al 100% recuperato, perché ancora l'ho visto non nella splendida forma, e non sappiamo se questi problemi su cui non si è intervenuto, cioè alla fine il problema ce l'ha ancora, e ce lo hanno detto. Si dovrà gestire, ci dovrà dare una mano, e speriamo possa finire come finiva le sue partite. Lo ricordate, il diesel in crescita? Speriamo possa finire il campionato in crescita, 7-. Lui oltretutto si sta anche divertendo spesso, quando riceve un torto, a metterlo sui suoi social, e mi piace, perché poi loro sono ossessionati dai social. Benissimo, fateci anche sapere qual è il vostro stato d'animo. E Gutierrez, dopo quell'elastico, che è un gesto tecnico bellissimo che non tutti sono in grado di fare in Serie A, viene spinto a terra da Vlasic, non c'è nessun fallo, benissimo, dillo sui social, fai bene, 6,5. Io l'ho visto bene, anche lui probabilmente dovrà recuperare i famosi 90 minuti nelle gambe, perché non possiamo pensare che possa subito essere in grado di farle tutta la partita. Però l'ho visto aggredire i palloni, l'ho visto incalzare i compagni, l'ho visto provare il tiro, fare degli scatti anche all'indietro, quindi molto molto bene. Kevin De Bruyne 7. Paco, quel pallone finale ci ha fatto un pochino preoccupare, però anche lui deve dare una mano nei finali di partita, dare un po' di freschezza, un po' di gamba, e può farlo. Mazzocchi 5,5. Il gol è tornato. Ora deve tornare la possibilità di cominciare anche dall'inizio per far riposare un po' Højlund, l'averlo a disposizione, già cambia tutto, sapere che qualcuno può entrare se Højlund fa uno starnuto. Lukaku 6 e Conte si prende 7. La vittoria prende ancora più importanza dopo lo sciulione della Roma contro il Genoa, di cui ho parlato specificatamente nell'altro canale Calcio Fluido, dove sottolineavo i pregi di De Rossi. E in queste ore si parla, insomma, per la prossima stagione, c'è accordo, ci si vuole continuare insieme, eccetera eccetera. Lui, da come parla, sembra parlare con noi per il futuro. Dobbiamo stabilire che stagione possiamo fare insieme l'anno prossimo, speriamo bene, perché io poi, quando si parla di gente come Italiano, non mi sento
sicuro come quando in panchina c'ho Conte, onestamente. In tutte queste chiacchiere non ci dimentichiamo che questa gente qua, questi volatili, che poi stanno diventando anche virali, vestiti da dottori su TikTok, lo slop di AI, non si capisce niente, va bene, però continuano a incidere, non sempre, però possono incidere sulle partite. Quindi tutti i discorsi che noi facciamo, tecnico-tattici, diventano inutili quando poi a un certo punto tu hai creato tutti i presupposti e poi loro o ti tolgono un gol che era buono o ti danno un rigore contro che non c'è e sono in grado di rovinare una partita che tu avevi preparato bene, l'avevi portata anche a casa. Non possiamo fare finta che l'arbitro non esiste e che non incida sulle partite, sarebbe assurdo. Come sarebbe assurdo dire vedi anche lì adesso il fallo di mano di Ricci eccetera eccetera. Prima di tutto a fine campionato il fatto di ribilanciare con delle cose non magari volontariamente ma guarda caso capitano quando non è più in discussione il risultato finale non mi convince, non mi soddisfa. E nello specifico, se vai a vedere il discorso di Ricci, ci avete spiegato che infigura il movimento congruo anche se allarga, ma poi in realtà lui la tira, e con Dumfries era un conto, adesso con Ricci vi lamentate. Non può essere così, non può essere assolutamente così. Quindi le lamentele a turni alterni non possono essere accettate. E sto leggendo dal nostro interno, del nostro ambiente azzurro, chi vuole portare avanti sono solo scarsi, non c'è nessun problema, altrimenti non lo so. Perché poi quando si tratta di Inter contro Juve succede una cosa, però la Juve tutto il mondo contro Basso, poi contro il Milan, comunque quella schiera lì, voglio dire, quello che sentiamo che succede poi a noi è un altro paio di maniche che non è comparabile proprio storicamente, se torni indietro storicamente negli anni della Serie A. Quindi divertiamoci, continuiamo a vedere il calcio che ci emoziona. Sapete perché? Perché Di Marco è il più grande difensore esterno che ha il campionato, in una forma straordinaria, partecipa a 10 degli ultimi 12 gol dell'Inter, MVP del campionato, e poi il derby te lo decide Stupignan su assist di Fofana. Mkhitaryan, grandissima, il professore, una tecnica incredibile davanti a Maignan, gliela tira addosso sul petto, Maignan non fa niente, gliela tira addosso, cambio di fronte. E per questo il calcio è bello, perché altrimenti se bastasse solamente fare sulla carta l'Inter è più forte di Fiorentina, Sassuolo, Udinese, e allora già puoi stabilire quali sono i punti che ti spettano e che ci guardiamo a fare. E invece è bello proprio per gli upset, per le cose non plausibili che possono succedere e per i gesti tecnici che non ti aspetti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, domani è martedì, quindi buon martedì anticipato, vediamo cosa fa la Lazio con Sassuolo, perché anche lì noi pensiamo solo alla Champions e no, esistono altre cose che no, proprio Lazio e Sassuolo non si giocano niente.